Benvenuti nel reparto di terapia intensiva e patologia neonatale dell'azienda ospedaliera Università di Padova. In questo reparto seguiamo i neonati prematuri e i bambini che già alla nascita presentano problemi medici o chirurgici che necessitano di trattamento immediato. Chi sono i neonati prematuri? Sono bambini speciali che purtroppo lasciano la pancia della mamma troppo presto, 2-3 mesi prima del previsto, che pesano 500-600 grammi e la pancia della mamma viene sostituita da una incubatrice per 2-3 mesi. Sono bambini speciali perché fin dal primo giorno di vita iniziano a lottare per sopravvivere. Molti organi e apparati di questi bambini sono immaturi, ma soprattutto i polmoni che devono essere collegati ad una macchina per respirare. Ogni anno ricoveriamo circa 400 neonati prematuri, 120 con peso alla nascita inferiore a 1500 grammi. Nel maggio 2019 è stata inaugurata la nuova terapia intensiva neonatale e abbiamo ora 35 posti letto, 20 di terapia intensiva e 15 di semi-intensiva. Qui i piccoli neonati trovano personale medico e infermieristico specializzato e le tecnologie salvavita più innovative come l'ECMO e l'ipotermia. Il nostro reparto è anche sede del servizio trasporto emergenza neonatale per il Veneto orientale per il trasferimento immediato dagli ospedali della rete presso i centri hub di neonatologia. Con l'ampliamento del reparto abbiamo ora spazi più adeguati ed è stata allestita la stanza dei genitori, che permette loro di restare vicini ai loro bambini 24 ore su 24. Un grande traguardo raggiunto grazie alla solidarietà di persone che hanno preso a cuore il difficile cammino dei neonati ricoverati nel nostro reparto.